Oramai, aprendo il PC, si acquista di tutto, dalle scarpe ai vestiti griffati, dall'arredo alle sedute dal fisioterapista. In Europa si compra persino l'energia e presto lo si potrà fare anche a Treviso. Ascotrade sta mettendo a punto un contratto con il colosso della vendita online e i trevigiani saranno messi in condizione di riempire il carrello virtuale anche di energia. Noi speriamo di essere pronti già a fine anno, a dire il vero. Consideriamo che i contatori di nuova generazione, cioè di seconda generazione, stanno arrivando. A Mogliano il distributore nazionale li sta già installando. Saranno questi che daranno la possibilità ai venditori di aprire questa linea di vendita. Il presidente della partecipata è andato a Milano per parlare con i vertici italiani di Amazon, leader nel commercio elettronico. L'idea è quella di mettere in vendita delle tessere per la ricarica dell'energia elettrica. Comodamente da casa, seduti in poltrona, ricarichiamo la nostra tessera per avere l'energia elettrica. Una svolta non da poco per il consumatore, ma anche per il braccio operativo della holding di Pieve di Soligo, che punta ad essere la prima società in Italia nel campo dell'energia a entrare nel commercio online. I consumatori sono pronti, il 60% dichiara di voler sperimentare nuove tecnologie. La piattaforma è una delle tecnologie che sicuramente in futuro avranno il sopravvento.